Buonasera a tutti ragazzi, stamattina un lieve terremoto ha colpito la città di Napoli ed esattamente Pozzuoli. In effetti la terra sta tremando ancora in questo momento. Sono scosse di bassa magnitudo, quindi delle ore 12:27 di oggi pomeriggio è stata sentita molta, diciamo, molto nella zona del mare. Ad esempio, diciamo, tanto per dire, nelle zone del rione Toiano, Arno Felice, Lucrino, Cantieri, queste zone, diciamo, di Pozzuoli in effetti. Quindi, ciao Danny, quindi in effetti diciamo, la scossa è stata lieve, però è stata sentita ugualmente dalla popolazione. Quindi alle 12:27. Diciamo che la magnitudo era bassissima, però anche la profondità era poca. Sì, era 0,9, penso un poco, Danny. Si è sentita, diciamo, a livello di queste Orione Toiane, Arco Felice, via Campana, comprensorio Olivetta, via Luciano, diciamo in queste vie di Napoli. In effetti era una profondità di 2 km, quindi altissima proprio, quindi superficiale superficiale, ed era sul mare, quindi in effetti di fronte al mare di Pozzuoli, in effetti, quindi perciò in effetti si è sentito questo tremore. Quindi in effetti la gente, la maggior parte non l'ha sentita proprio, però ci stato alcune che hanno fatto segnalazioni che l'hanno sentito. In effetti anche in questo momento ci sono scosse tipo un bradismo di bassa magnitudo che non sono percettibili, diciamo, dalla popolazione, però c'è stato in effetti. Quello più, diciamo, più un po' più altino, diciamo, è quello di 0,9, che in effetti è stato alle 12:27 in effetti, quindi poi dipende da dove abiti, capisci? Però come non è successo nulla di che, quindi l'epicentro è stato in mare, 2 km di profondità, perciò ho detto anche se è stata a bassa magnitudo, diciamo che localmente si è sentita un pochino in effetti, tipo come un, tipo come sai quando cammini e perdi un po' l'equilibrio, sarà stato così in effetti, nulla di che, diciamo, e sì, ci credo, poi al finale stiamo parlando vicino a Vesuvio, Campi Flegrei, quindi non è bello stare lì sapendo che poi fra una caldera gigante e il Vesuvio che sta sopra non è che è bello. Però non c'entra nulla né con i Campi Flegrei ragazzi né con il Vesuvio. È stata una scossa che è stata in mare a 2 km di profondità ed è stata sentita localmente in questi rioni, ma nulla di che, quindi non ci sono danni, persone, cose. No, no, questo è tranquillo, no, ho visto il Vesuvio, i Campi Flegrei, ho visto l'attività, sono normali in effetti. No, no, ho controllato l'osservatorio vesuviano, i Campi Flegrei, com'era e così è ancora tuttora, quindi in effetti non ci sta nulla, né un miglioramento né un peggioramento, è sempre stazionario. Non ci sta nulla perché ogni tanto vado a vedere sull'osservatorio come sta messa la cosa. È tutto normale in effetti, non ci stanno allerte, non ci sta niente. Sempre i campi Flegrei comunque hanno quella marcia in più rispetto a Vesuvio che sta più tranquillo. I campi Flegrei stanno sempre sull'Atti va là. Però è già da tempo che sta così, non è che solo ora sta così. Diciamo che se dobbiamo fare un resoconto da 2 o 3 anni a questa parte, quello che più preoccupa sono i campi Flegrei e neanche il Vesuvio in effetti. Quindi a livello di pericolosità e di come si muove sotto, diciamo. Quindi diciamo da questo punto di vista si muove più i campi Flegrei che neanche il Vesuvio. Quindi ci sta più un'allerta sul un monitoraggio diciamo più preciso sui campi Flegrei che sul Vesuvio che comunque sta in attività normale, quindi non dà segni di nulla, quindi
a parte qualche bradismo e cose. No, secondo me, ma non credo, guarda, non penso, perché se no non sarebbe la situazione così, in effetti. Ho visto tanti siti. Allora, i cambi freghe purtroppo, ragazzi, che lo sai, no? Quello può succedere in un secondo, come pure in 100 anni non succede nulla, così è Vesuvio. Per 1000 anni è capace che non fa nulla e poi fa il botto. Questo è il problema, che questi due, un vulcano e questo super vulcano, sono, diciamo, a livello a come va. Quindi non puoi dire sì e non puoi dire no. E resta un'incognita, Michele. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo con qualche altra notizia, sempre a livello di terremoti, vedremo qualche cosa, la situazione, vediamo un po' di aggiornare un po' le situazioni come stanno. Ci sentiamo dopo ragazzi.